Mi chiamo Greta, ho 21 anni. Mi chiamo Bladi, ho 26 anni. Ciao, sono Chiara, ho quasi 21 anni. Mi chiamo Agnese, sono una corsista del corso Realizzare un evento. Era uno dei corsi che cercavo perché mi piacciono gli eventi, la musica in generale. Stiamo approfondendo sia a livello teorico che pratico, adesso ci troviamo a Sesto e appunto al festival, e la cosa interessante soprattutto è anche la possibilità di un po' capire che cosa succede dietro le quinte. Noi siamo dentro l'ambito concertistico, quindi festival di musica, però insomma ci sono tanti festival o comunque evento vuol dire tanto altro, quindi può essere sicuramente utile per tutte le persone che sono interessate all'ambito culturale, ecco, in generale. Mi incuriosiva molto quello che c'è soprattutto dietro ai festival, perché spesso si va a un festival che è già tutto tanto ovviamente pronto e tu basta che vai lì, insomma, ascolti quello che c'è, vedi quello che c'è, però il lavoro che c'è dietro secondo me è altrettanto interessante e soprattutto è molto impegnativo, e quindi mi interessava molto capire cosa c'era dietro. In generale come si organizza un evento, tutte le persone che ci lavorano, allestimento, tecnici del suono, proprio cosa serve per organizzare un evento di successo. Si collega molto bene all'ambito di mio interesse, nel mio futuro forse mi ci vedo a lavorare nei festival, diciamo nell'organizzazione dei concerti, è un po' il mio mondo. Sicuramente l'esperienza di questi 4 giorni qua a Sesto è fondamentale, perché è così che si scopre, insomma, si entra nel vivo del lavoro e di quello che è un festival. Cerco di arricchire un po' il mio CV e quindi penso che questa sia una bella occasione per aggiungere anche qualcosa di interessante. Mi sta coinvolgendo soprattutto il fatto che ognuno di noi in qualche modo è appassionato di questa cosa e porta anche le proprie esperienze. Parliamo di festival, di concerti, quindi è tutto molto interessante. Sì, sicuramente lo consiglierei. Un mio amico mi ha fatto sapere di questa iniziativa, quindi glielo consiglierei anche lui quando magari se lo rifanno, sì.